Un presidio a sostegno della Regione è quello del Movimento Indipendenza Veneta, che per tutto il giorno sarà in campo San Tomà a Venezia per portare l'attenzione sulla legge regionale 16 del 2014 per l'indizione del referendum sull'indipendenza del Veneto, legge impugnata dal governo Renzi. In particolare si chiede l'adozione dei provvedimenti relativi all'apertura del conto corrente e prima possibile della fissazione della data della consultazione referendaria. Allora sentiamo la posizione dell'avvocato Alessio Morosini, segretario del Movimento. Siamo qui per difendere la legge 16 del 2014, quella legge che abbiamo fortemente voluto, che abbiamo contribuito a scrivere, che abbiamo sostenuto in Consiglio regionale, che è stata votata il 12 giugno per consentire al popolo veneto di poter dire liberamente in una consultazione referendaria se è a favore o contro l'indipendenza. L'impugnazione che il governo Renzi ha fatto di questa legge è quasi imbarazzante perché è una legge a costo zero per l'erario e quindi impedire un atto di democrazia e di libertà che non costa nulla, secondo me è molto molto grave. Perché impedire ai veneti di poter trovare un'altra strada, una strada nella libertà, nella democrazia, in modo pacifico? Quindi noi continueremo a manifestare e ad agire perché si vada avanti. Ora ci spostiamo a Venezia, dove sono scesi nuovamente in piazza gli indipendentisti che in campo San Tomà hanno dato vita oggi a una manifestazione di sostegno al referendum per l'indipendenza del Veneto, contro cui ha fatto ricorso il governo. Maria Teresa Laudando. Una manifestazione di protesta per sostenere la legge regionale numero 16 del 2014, quella che istituisce il referendum per l'indipendenza del Veneto e contro la quale il governo Renzi ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale, reputandola illegittima rispetto al nostro ordinamento. In realtà il diritto di autodeterminazione è un diritto sovracostituzionale, un diritto internazionale che evidentemente ha basi diverse da quelle della Costituzione italiana, che noi non riteniamo sia violata dall'esercizio di questo diritto appunto e quindi non dobbiamo fermarci. È irrilevante quello che dirà la Corte Costituzionale. Cosa c'entra Ferragosto? Uno va in ferie, dipende cosa vuole. Oggi è più importante essere qua, domenica andrò in ferie.